visto un fumo molto alto da in fondo, ho detto cosa succede a Mogliano? Siccome vivo qui, insomma, da queste parti, giro e mi accorgo che appunto c'erano delle macchine in fiamme e i pompieri che spegnevano. Fiamme altissime nel cuore della notte a Mogliano, nella centrale piazza Pio X, a fuoco 4 auto ed un motorino parcheggiati nello spiazzo sotto i condomini. A lanciare l'allarme tra l'1 e le 2 i residenti della zona, che hanno udito prima un botto, poi hanno visto le fiamme levarsi. In breve il fuoco ha devastato i 5 mezzi, che sono andati completamente distrutti. Verso le 2 c'è stato questo scoppio, questo incendio di 4 automobili più un motorino. Sono messo d'accordo stamattina, sto a prendere il giornale. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco da Treviso e Mestre. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che l'incendio avesse facile presa anche sulle altre vetture parcheggiate in piazza Pio X. Le indagini sono coordinate dai carabinieri, che hanno pochi dubbi circa l'origine dolosa del rogo. Ad innescare le fiamme non sembra essere stato un vandalo. Dalle indagini, ecco, come dire, ancora sono sotto verifica una serie di informazioni. Sembrerebbe un fatto comunque a carattere legato a vicende familiari, ecco, quindi dopodiché quando avremo informazioni ulteriori sicuramente, insomma, potremo aggiungere degli elementi. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Ci sarebbero dei fotogrammi ritenuti molto importanti al fine di arrivare ad identificare l'autore del raid incendiario. Abbiamo in mano delle immagini significative. Ecco, questo, come dire, ci fa ben sperare anche nella soluzione del caso, quindi a individuare, identificare chi ha commesso il reato.